0260. E sempre Dio per il suo grande amor vi guidò nel deserto, dal mare vi salvò. Lode a te, Signore, per tutti i tuoi prodigi, per il tuo grande amor, noi ti benediciamo. E dalle vostre angosce egli vi liberò, e sulla retta via egli vi riportò. Lode per il tuo grande amor, noi ti benediciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa Eucaristia che iniziamo la celebriamo ricordando in maniera privilegiata Santa Bertilla Boscardin, una santa delle nostre terre, guida veneta, che è nata nel 1888 ed è morta nel 1922. Ha dedicato la sua vita nell'umiltà, nel nascondimento, nel silenzio del servizio agli ammalati nell'ospedale, prima di Treviso, a Milano e poi fece la prima guerra mondiale. Vogliamo invocare il suo aiuto e la sua intercessione perché anche la nostra vita possa essere un servizio al Signore attraverso i fratelli. E per quelle volte che non abbiamo saputo riconoscere il Signore nei nostri fratelli, con profonda umiltà chiediamo la misericordia del Signore. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, ha misericordia di noi, il nostro eterno. Preghiamo. O Dio, che ogni anno ci allieti con la memoria di Santa Bertilla, concedi a noi che la veneriamo in questa celebrazione di imitarla nella santità della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, che diremo di Abramo, nostro progenitore secondo la carne? Che cosa ha ottenuto? Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, ha di che gloriarsi, ma non davanti ora che è scrittura ed è accreditato come giustizia.
A chi lavora il salario non viene calcolato come dono, ma come debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia, indipendentemente dalle opere. Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato. Parola di Dio. Tu sei il mio rifugio, Signore. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa. L'uomo imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tu sei il mio rifugio, Signore. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Tu sei il mio rifugio. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia. Alleluia, alleluia, alleluia. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestavano a vicenda. E Gesù cominciò a dire anzitutto ai guardate che li nulla di nascosto né conosciuto. Quindi ciò che avrete tenebre sarà udito in piena luce, detto all'orecchio, annunciate voi miei, non abbiate quelli che uccidono il corpo, non possono fare più. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passi. Parola del Signore. San Paolo, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, sviluppa il tema della fede. Ieri aveva affermato l'umanità è tutta
soggiogata dal peccato, è il peccato originale. L'uomo ha perso la comunione con Dio. In Gesù e per mezzo di Gesù, il Figlio di Dio, l'umanità ha la possibilità di ritornare in questa relazione vitale di comunione. E la fede è il mezzo per allacciare per le Signore. Nel capitolo 4 della sua lettera sviluppa proprio il tema della fede e presenta un modello che è padre cristiana. Abramo, modello e padre dei credenti. La totale gratuità della salvezza per Abramo, perché si è fidato di Dio, ha creduto in Dio, la totale gratuità della salvezza nel cristiano, perché accoglie il dono del Padre che è il figlio suo, Gesù. E nel brano del Vangelo Gesù ci dà qualche insegnamento particolarmente prezioso. Il primo ci mette in guardia da un pericolo grave, Gesù, che è l'ipocrisia, l'apparire e il non essere, l'apparire buoni, bravi e in realtà non essere tali. Gesù ha coerenza, ascolto alla sua parola, che è parola di vita, e vivere poi nel concreto il quotidiano secondo le indicazioni che la sua parola ha dato. Un secondo messaggio che deriva, troviamo in questa pagina del Vangelo, è che la parola di Gesù è una parola per tutti, anche quando viene comunicata personalmente o in piccoli gruppi, deve essere trasmessa pubblicamente. Non c'è nulla di privato in Gesù, principi della sua parola di vita. E un terzo elemento è la fiducia in Dio. Se quella parola provoca anche difficoltà presso gli uomini, soluziona e che leggiamo sotto la persecuzione, non c'è ad aver paura, perché c'è sempre lo sguardo del Padre Celeste che ci accompagna. Padre ci svela nella parola del Signore Gesù quanto sia preziosa ai suoi occhi la vita dei suoi figli. Da questa certezza preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore, nostra salvezza. Ascoltaci, Signore, nostra salvezza.
perché la Chiesa non si lasci condizionare da disegni o progetti unicamente umani, ma serva della parola, annunci il Vangelo nella sua integralità. Ascoltaci, o Signore, nostra salvezza. Perché i rapporti tra i credenti di tutte le religioni e tra i popoli di tutte le culture siano sempre qualificati dalla franchezza e improntati a una Nostra. perché gli anziani e i malati sappiano attraversare questa tappa della loro vita con il desiderio di crescere ancora in sensibilità e in umanità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, nostra salvezza. E perché ogni uomo si lasci umanizzare dalla grazia di Dio e sappia vivere riconciliato con la vita, amandola e apprezzandola sempre e ovunque come dono del Creatore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, nostra salvezza. O Dio nostro Padre, che in Cristo ci hai chiamato amici e hai mostrato il tuo tenero amore per i piccoli e i poveri, non abbandonare i tuoi figli che sono nella prova. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli dei secoli. L'acqua unica sia segno del nostro unione con la vita divina, colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto ti accoglie gradito il ciò che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Le offerte che ti presentiamo, Signore, nella memoria di Santa Bertilla, ci ottengano il perdono e la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo l'ammirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità delle origini e gli fa pregustare i doni che a lui prepari nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Alto viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti dei peccati. Fate me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, tutti i consacrati. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, la resurrezione della tua reddito, ammettili alla luce di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, Giuseppe, il suo sposo, gli apostoli, ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, gloria per tutti i secoli.
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con amore e fiducia diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto di là non ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace sempre. Agnello, abbi pietà di Agnello, togli i peccati, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena. Partecipenza, ma una parola ed io sarò salvato. Canto numero 116. Dio senza di te alcun bene non custodisci, ma è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me. Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodimi, mia gioia Gesù. Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò. Via, verità e vita sei, mio Dio, credo che tu mi guiderai.
mia te, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Preghiamo. L'azione del tuo sacramento, Dio Onnipotente, in questa memoria di Santa Bertilla, ci illumini e ci infiammi, perché ardenti di santi desideri portiamo frutto buon Cristo. Il Signore sia con voi, ci sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Figlio e Spirito Santo. Del Signore, andiamo in pace. 262. Lodate Maria, Fedeli risuoni la armonia